La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, e che nessuno mi darà dietro Giulia e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani. Ed è una sensazione veramente strana perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani, perché non dovremmo trovarsi in questo momento a discutere di pene. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani. E quindi come essere umano mi sento sconfitto. Come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa. Prima ero assolutamente impassibile perché avrei accettato qualsiasi verdetto, lo accetto, ma nel momento in cui è arrivato ho capito che l'essere qui tutti significa che abbiamo perso tutti una battaglia. La battaglia contro la violenza continua, è un percorso che dovremmo fare come società.